On est au musée d'art décoratif et on découvre ensemble la nouvelle exposition Paul Poiret, la mode est une fête. Paul Poiret, le couturier qui a dit stop au corset, respirer mesdames. Ouf, avant même Coco Chanel, il a donné des couleurs, sa mode, un spectacle. La libertà non porta avere e sfila tra i ricami. I manichini non sono chiamanti, son le muse di Poiret. Se l'arte in fondo è un fosco silenzio, ogni stilista ha una propria Denise. Come un pittore traccia il sublime, ogni racconto s'addisce rasato. L'orientamento è un vezzo teatrale di passerelle lungo la maison. Poiret è uno stile a dir poco geniale, un bohemien da bella epoca. Mille e una notte, forme divine, mosaici in seta e scenografie, donne imbrigliate in corsetti atroci come le celle di Dantes. Aromi antichi di tempi andati, quando Parigi era un atelier, quell'eleganza e povertà, il sogno infranto di Monsieur Poiret. La moda è un quadro, un mondo di idee, ogni vestito ha un umore diverso. I manichini danzano di notte come ribelli in libertà. Un visionario ha occhi fanciulli e qualche volta un po' di follia. Ogni passante inventa una luna per chiacchierarci fino al caffè. L'orientamento è un vezzo teatrale di passerelle lungo la maison. Poiret è uno stile a dir poco geniale, un bohemien da bella epoca. Mille e una notte, forme divine, mosaici in seta e scenografie, donne imbrigliate in corsetti atroci come le celle di Dantes. Aromi antichi di tempi andati, quando Parigi era un atelier, quell'eleganza e povertà, il sogno infranto di Monsieur Poiret.